sulla gestione della seconda ondata in Veneto irrompe nel punto stampa regionale. Mi sento colpito nell'intimo, dice Zaia, ma la gestione dell'amministrazione è sempre stata trasparente. Il direttore generale della sanità nell'occhio del ciclone per il fuori onda sullo studio dei tamponi rapidi di Crisanti. Zaia, chiederemo un chiarimento. Flor non arretra, non mi dimetto. A novembre quello studio non c'era. Rabbia delle opposizioni in Consiglio regionale, non si può snobbare Palazzo Ferro. Fini riferisca in aula i chiarimenti, altrimenti siamo pronti ad azioni eclatanti. La variante indiana in Veneto, i 2 casi bassanesi isolati subito non hanno contagiato la famiglia, ancora non confermati i 2 sospetti veneziani. L'Istituto Zooprofilattico, pericolosità da chiarire. La comunità di Bassano sconvolta per la morte del 18enne trovato senza vita in casa dopo essersi scollegato dalla lezione a distanza. Indagini sul nitrito di sodio trovato dal padre accanto al figlio. Troppi giovani hanno abusato di alcol nel primo giorno di riaperture. L'ira del sindaco di Treviso che lancia un appello anche ai genitori. I 1600 anni di Venezia raccontati attraverso i numeri di una storia irripetibile, quella della Serenissima, un viaggio affascinante con lo scrittore e storico Alberto Toso Fei. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'epidemia da coronavirus in apertura con il nostro sondaggio di questa sera. Varianti, scuole e Movida, rischiamo di richiudere? Questa è la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere con uno squillo gratuito, come sempre ai numeri che vedete in sovraimpressione. Se per voi la risposta è sì, il numero è quello sulla barra di colore verde, altrimenti quello sulla barra di colore rosso. Il risultato del sondaggio questa sera nel corso di Ring in onda a partire dalle 21:15. Ed ora l'inchiesta di Report sulla gestione in Veneto della seconda ondata che irrompe nel punto stampa del presidente della regione. Mi sento colpito nell'intimo, dice Zaia, ma la gestione dell'amministrazione è sempre stata trasparente. Tamponi rapidi utilizzati largamente ignorando lo studio del professor Crisanti, secondo il quale il 30% dei positivi sfugge a questo test, e poi il tracciamento dei positivi con la stragrande maggioranza dei casi classificati dal sistema informatico regionale come asintomatici senza nemmeno essere stati contattati. L'inchiesta di Report getta ombre sulla gestione della seconda ondata della pandemia in Veneto ed irrompe nella quotidiana conferenza stampa del governatore Zaia a partire dal fuori onda del dottor Flor, che a proposito dello studio di Crisanti dice di averlo nascosto per timore di cause legali da parte dell'azienda che produce i test rapidi certificati come validi dal Ministero. Penso che qui ci siano delle responsabilità personali, cioè non è che io posso discutere sull'atteggiamento di un primario o di Flor, perché non sono tutte attività che non mi competono. Certamente chiederemo cosa intendeva dire, perché lo studio c'è o non c'è, e se c'è è uno studio oppure non è uno studio. Ad entrare nel merito dello studio Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Lo studio ha evidenziato che c'è un tipo di variante che in una certa fase era effettivamente abbastanza diffusa in Veneto, che ha delle mutazioni che la rendono invisibile ai test antigenici. Lo studio ipotizza che l'uso dei test antigenici possa aver fatto aumentare a dismisura questo tipo di varianti. In realtà dai nostri dati, che sono ancora in corso di approfondimento, quindi la mia è una valutazione preliminare, non sembra che questa variante sia cresciuta particolarmente, nel senso che dalla metà di dicembre in poi, anzi, la sua prevalenza è stata praticamente azzerata. A spiegare i problemi con il tracciamento dei positivi, la responsabile della prevenzione regionale, le disposizioni prevedono che su 100 persone positive almeno il 60% debba essere chiamato dalle ULSS per stabilire se hanno sintomi o meno. Questi dati vengono poi trasmessi al Ministero e vanno ad incidere sugli indicatori che determinano il colore della regione. È successo che nel periodo in cui avevamo moltissimi casi ci siamo resi conto che molti soggetti non erano stati presi in carico. Quindi abbiamo caricato tutti questi soggetti indicando uno stato che era asintomatico, che doveva essere confermato per essere conteggiato dall'azienda o come asintomatico oppure come sintomatico. Zaia sottolinea di non aver nascosto nulla. Io non vedo negativamente il lavoro che ha fatto Report, se volete che vi dica la mia opinione. Lasciate perdere il trattamento, che uno può dire mi sento colpito nell'intimo, questo ve lo posso anche dire, ma alla fine dimostra una roba che l'amministrazione è sempre trasparente.
E sul caso Report e lo studio del professor Crisanti ha parlato poco fa il direttore generale della Sanità Veneta, Luciano Flor. Chi più di tutti ha informazioni su questa vicenda è chi ha dato informazioni distorte a quella trasmissione, compreso il fatto grave di insinuare incertezze sul servizio sanitario regionale. Questo è un fatto grave. Il riferimento al professor Andrea Crisanti, Luciano Flor nella conferenza stampa convocata d'urgenza negli uffici dell'azienda Zero a Padova ricostruisce la sua versione dei fatti sul caso tamponi rapidi e il presunto studio condotto dal direttore della microbiologia dell'azienda ospedaliera sollevato dalla trasmissione Report. A novembre, secondo Flor, lo studio non c'era, ma si trattava di un approfondimento diagnostico. Non ho rinvenuto alcuna richiesta né autorizzazione di studio riguardante la valutazione dei test antigenici della ditta Abbott. Ho pertanto risposto in tal senso alla richiesta della ditta. Resta inteso che in assenza di diversa comunicazione da parte sua, questa rimane la situazione agli atti. In dubbio non c'è la credibilità del singolo uomo ma dell'intero sistema sanitario veneto. Il supermanager Flor non usa mezzi termini e dice: io non ho mai cambiato opinione, non ho mai cambiato versione ed è in atti da allora. Quindi è anche un po'... c'è di mezzo il servizio sanitario regionale. Non c'è di mezzo un direttore o una persona, c'è di mezzo la credibilità del servizio sanitario regionale che tutta Italia ci invidia, piaccia o non piaccia. E sul caso del presunto studio sui tamponi rapidi parlano anche gli altri due protagonisti della vicenda, Anna Maria Cattelana e Vito Cianci, medici dell'azienda ospedaliera di Padova tirati in ballo da Report e oggetto di presunte pressioni. Vogliamo ribadire che non abbiamo ricevuto nessuna pressione da parte dell'amministrazione né da parte della Regione. Con questa dichiarazione la dottoressa Anna Maria Cattelan, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, e il dottor Vito Cianci, direttore del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Padova, intervengono sul caso del presunto studio sull'efficacia o meno dei tamponi rapidi antigenici condotto da Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia. Secondo la trasmissione Report, Cattelan e Cianci avrebbero ricevuto pressioni per sconfessare lo studio di Crisanti che sosteneva la poca attendibilità dei tamponi rapidi. Le frasi riportate, dicono i due medici, sono state estrapolate dal contesto. Ecco allora come ricostruiscono la vicenda. Noi eravamo stati chiamati dal dottor Flor a dire se esisteva o meno uno studio riguardante questo confronto fra test diagnostici sull'infezione da SARS-CoV-2. Da un punto di vista proprio clinico non esisteva nessuno studio, nel senso che nessuno studio strutturato era stato mai presentato al comitato etico e quindi non era mai stato discusso e non avremmo avuto l'autorizzazione a procedere. Quello che si faceva era nell'ambito della buona pratica clinica che veniva fatto nel nostro ospedale come in tanti altri ospedali e che fa parte della normale, come dire, routine e ricerca nell'ambito della individuazione di test diagnostici che possono avere maggiore o minore sensibilità rispetto ad un gold standard che è quello del tampone molecolare. Al momento i due medici escludono azioni legali e chiedono di chiudere la vicenda per poter tornare al proprio lavoro in prima linea contro il Covid. Zaia venga in Consiglio regionale, in aula, a fare chiarezza su quanto è andato in onda a Report. A chiederlo sono le opposizioni. Protesta dei consiglieri regionali di minoranza che hanno interrotto e ritardato l'inizio dei lavori del Consiglio chiedendo la presenza del governatore Zaia in aula per chiarire quanto è andato in onda sul Report. Abbiamo bisogno di chiarezza e per fare chiarezza è necessario che il Presidente Zaia venga in aula, venga immediatamente e venga a relazionare, a spiegare al Consiglio ma soprattutto ai cittadini del Veneto che cosa non è funzionato. Serve l'individuazione dei responsabili e delle cause di ciò che è avvenuto.
I consiglieri presenti in aula e non collegati dai propri uffici come di consueto causa Covid, proprio per dare un segnale, si aspettavano che il presidente si recasse lì invece che nella sede della Protezione Civile per la conferenza stampa. Il posto ufficiale dove dire le cose è qui, hanno dichiarato, non il punto stampa di Marghera. Ma il governatore, contattato telefonicamente dal vicepresidente Nicola Finco, ha detto di non riuscire a presentarsi. Quindi le minoranze hanno abbandonato l'aula. Non è pensabile che una tragedia come questa passi con l'idea che tutto sommato le cose sono andate bene. Abbiamo sentito in questi mesi la continua narrazione di un'eccellenza in cui tutto andava bene, tutto funzionava, e invece purtroppo il numero di vittime, il numero di persone che hanno perso la vita in questo anno a causa del Covid nella nostra regione sono la testimonianza che molto non è funzionato, ed è fondamentale che Zaia venga a chiarire in Consiglio su questo. Con tutta probabilità il presidente Zaia si recherà in Consiglio la prossima settimana. Prosegue intanto la vaccinazione in Veneto e dopo il boom di prenotazioni ieri della classe di chi ha tra i 60 e i 69 anni, la Regione conta di concludere questa classe d'età anche in vista dei prossimi arrivi di vaccini entro una decina di giorni. Oggi intanto all'unità di crisi anche la direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, sotto i riflettori la variante indiana trovata in Veneto. Non si tratta di un'infezione autoctona, quindi che sta circolando nel nostro territorio, ma si tratta di un'infezione che viene da qualcuno che rientra dall'India. La prima buona notizia fornita dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie in merito a padre e figlia indiani che erano tornati nel Bassanese dopo aver partecipato a un pellegrinaggio induista immergendosi nel Gange. Queste due persone sono state immediatamente identificate, messe in quarantena, anche perché appunto venivano da un paese extraeuropeo, quindi questo dice la legge. Non hanno trasmesso l'infezione al di fuori della loro famiglia. Forse c'è un altro familiare positivo, ma perché convivente. Variante dall'esterno e circoscritta dunque grazie anche alla veloce capacità di sequenziazione. In Veneto, come in tutta Italia, spiega Ricci, siamo partiti con i sequenziamenti da tempo e siamo uno dei paesi che sequenzia di più al mondo. Da inizio epidemia abbiamo depositato più di 20.000 sequenze, 2.000 in Veneto. Nel frattempo sono ancora in fase di valutazione e non sono confermati i 2 presunti casi veneziani di variante indiana. È stata trovata una mutazione sicura, ma le altre non sono state caratterizzate, si è in attesa dell'esito completo. Il link epidemiologico è comunque non europeo e sono altri casi di importazione da un paese estero. Anche in questa situazione tutte le misure di quarantena sono state prese. Ma quanto può essere pericolosa la variante indiana? Per ora le certezze sono poche. Dobbiamo ancora capire anche se è pericolosa come le precedenti. Quando parlo di precedenti intendo l'inglese, la brasiliana, la nigeriana e la sudafricana. Quindi l'ipotesi è che possa comportarsi per alcune caratteristiche, in particolare per la ridotta attività degli anticorpi, un po' come la variante brasiliana, però questa cosa non è confermata, quindi potrebbe essere, diciamo, pericolosa come la variante inglese o la variante brasiliana, ma potrebbe anche non esserlo. L'unico dato evidente anche sulla lotta alle varianti viene dalle vaccinazioni. I vaccini nella pratica reale rispondono benissimo, cioè l'Inghilterra ce l'ha dimostrato, dove si vaccina rapidamente e una fetta importante della popolazione, l'epidemia diminuisce drasticamente, un po' a prescindere da quali sono le varianti in circolazione. La comunità di Bassano sconvolta per la morte di un 18enne trovato senza vita in casa dopo essersi scollegato dalla lezione a distanza. Indagini sulla sostanza trovata dal padre accanto al figlio. I carabinieri della compagnia di Bassano stanno cercando di fare piena luce sulla scomparsa di Matteo Cecconi, il 18enne che frequentava la 4ª classe dell'ITIS Fermi, morto ieri durante una pausa della lezione in DAD che stava frequentando da casa. Il giovane non si è più presentato alla ripresa della lezione via computer, ma nessuno ci ha fatto caso. A trovarlo a terra nella sua camera il padre di rientro dal turno di notte a Padova, dove lavora come educatore in una comunità. Vani i tentativi di salvarlo, l'arrivo dei sanitari del SUEM 118. Sul posto gli uomini dell'Arma, ai quali il padre avrebbe detto di aver trovato una scatola di nitrito di sodio ordinata online dal figlio stesso giorni prima.
Aperta un'inchiesta dalla Procura di Vicenza con il pubblico ministero Gianni Pipeschi, che con tutta probabilità disporrà a breve l'autopsia. Matteo Cecconi lascia oltre ai genitori anche una sorella minore. E l'intera comunità è sconvolta per la scomparsa prematura di questo giovane. Non ci sono parole, non c'è commento che tenga la morte di un 18enne. I vicini di casa in strada del Brolo a Bassano, dove viveva con i genitori e una sorella più giovane, lo ricordano a passeggio con i cani al parco. Anche il parroco di Santa Croce, don Stefano Mazzola, ricorda la famiglia un paio di anni fa, al momento della cresima della sorella. In lutto anche il mondo scolastico. L'ITIS Fermi, dove Matteo Cecconi frequentava la classe quarta, indirizzo informatica. Oggi stiamo vivendo una giornata difficile perché la scomparsa di un ragazzo ci ha segnato profondamente. Matteo era una parte attiva della nostra scuola perché da questo anno in particolare, oltre a seguire bene i suoi studi di informatica, era anche entrato a far parte del consiglio d'istituto come rappresentante degli studenti. Ed essere eletti rappresentanti significa che qualcosa di buono e di positivo si mostra per essere scelti come portavoce di quelle che possono essere le necessità, le richieste che vengono da parte dei ragazzi, per cui siamo stati veramente straziati da questo lutto grave. Ed ancora cronaca, è stata decisa la data dei funerali di Carlo Simonetto, il 23enne di Fossalta, che ha perso la vita in uno scontro frontale a Musile. Si svolgeranno venerdì alle 10:30 nella chiesa dell'Immacolata Concezione Beata Vergine Maria di Fossalta di Piave i funerali di Carlo Simonetto, il 23enne che ha perso la vita domenica sera in via Caposile a Musile di Piave. Sconvolta la comunità per una perdita tanto improvvisa. Carlo stava infatti correndo sulla sua corsia quando dal lato opposto è sopraggiunta l'auto condotta da una 36enne di Cavallino che per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo invadendo il senso di marcia opposto. Ha colpito di striscio l'auto davanti a quella di Carlo guidata da un 23enne che si è salvato e poi si è scontrata violentemente con quella della vittima. Per Carlo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nell'impatto. Come atto dovuto è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il giorno dopo la riapertura dei ristoranti con servizio solo all'esterno, i gestori tirano un primissimo bilancio. Sentiamo com'è andata. Il bilancio dopo il primo giorno di riaperture all'esterno qual è? Ma è un bilancio tutto sommato positivo, perché ieri le previsioni non erano delle migliori, invece siamo stati anche graziati tutto sommato, quindi abbiamo avuto già i primi ospiti a pranzo ed anche a cena. Certo non è facile, le condizioni non sono le migliori, ma noi siamo pronti. Ma tutto sommato ieri è andata anche abbastanza bene, il tempo ha tenuto fortunatamente, a parte la mattina un po' così, i ragazzi avevano voglia di ritornare alla normalità e ieri sera è andata anche bene. Per un ristoratore si può andare avanti, pianificare comunque una ripartenza contando solo sul servizio all'esterno? No, questo non è possibile. Questa è una condizione che ci permette di vivere, di sopravvivere, anzi ambiamo a tirare avanti ancora un po', ma non è una condizione che ci permette di fare programmazione né a medio né a lungo termine. Certo non è l'incasso normale che si potrebbe avere nel periodo di grande normalità. Io ho ricevuto delle telefonate, però sicuramente avevano già, io pensando che magari dentro ci fosse un po' più, o che facessi un po' il furbo, diciamo, ma in realtà è giusto rispettare le leggi come sono, anche mandando giù un boccone amaro, però voglio dire, se non puoi lavorare dentro il bilancio non può essere giusto, non può esserlo perché non hai la possibilità di lavorare. Anche oggi a pranzo, guarda il tempo che c'è, chi si mette a mangiare fuori? Non è neanche per te che ti copri, ma proprio perché il piatto diventa freddo subito. Ed intanto già subito polemica, troppi giovani hanno abusato di alcol nel primo giorno delle riaperture, a dirlo è il sindaco di Treviso che lancia un appello anche ai genitori e poi dice c'è anche chi continua ad usare poco e male la mascherina. Ho visto tanti giovani che si sono fatti
un po' travolgere dall'entusiasmo. L'appello che faccio è quello di sapersi controllare anche nel far festa, ma poi invito anche i genitori a verificare, una volta rientrati i propri figli, cosa hanno fatto e se per caso hanno consumato eccedendo troppi alcolici, perché questo non fa bene, al di là del Covid, non fa bene essere alterati alle 15 o alle 14 del pomeriggio. Va bene, anzi benissimo, la ritrovata libertà, ma qualcuno se n'è presa fin troppa. Ragazzi che di primo pomeriggio hanno alzato un po' troppo il gomito per brindare al giallo e che sono stati redarguiti direttamente dal primo cittadino. In alcuni casi hanno capito, in altri hanno meno gradito il richiamo, ma continuerò a farli. Ogni qualvolta vedrò dei giovani che non sanno controllarsi nel consumo dell'alcol, li richiamerò non tanto perché c'è il Covid, ma per senso civico e perché voglio veramente bene a questi giovani. Nessuna contestazione, va detto, è stata elevata formalmente, ma il problema c'è e si aggiunge ai tanti che affliggono la gioventù ai tempi del Covid. La stessa polizia locale sta monitorando il fenomeno accanto al corretto utilizzo di dispositivi, che resta un imperativo categorico, dice il sindaco, per tutte le generazioni. In particolare l'utilizzo della mascherina, in troppi casi ho visto troppa leggerezza, nel senso che molte persone la indossavano in modo non corretto, qualcuno addirittura non la indossava, e quindi da qui l'appello: non credo che serva ricorrere sempre alle sanzioni o al cane da guardia, si chiama buon senso e si chiama rispetto tra persone. Ed ora la posizione della Confartigianato Vicentina sul recovery plan, sentiamo. Il piano è un piano, direi, ben fatto e è un bel libro. Bisogna stare attenti che questo libro però non diventa il libro di sogni. Recovery Fund, il piano italiano per il Next Generation con cui l'Italia si candida a ricevere i fondi necessari a ripartire dopo la pandemia, è una pistola carica di futuro ma anche di pericoli, perché se questi investimenti non produrranno una crescita strutturale del paese, alle prossime generazioni resteranno solo i debiti. Ricordo sempre che questi soldi che arriveranno sono una parte anche a debito. Dunque bisogna essere attenti a creare un fattore leva per poter poi restituirli e non lasciare dei debiti al futuro delle nostre generazioni. Il piano nazionale di ripresa, presentato dal Premier Draghi in Parlamento, è un'opportunità e come tutte le opportunità va colta con visione e pragmatismo. Confartigianato a Vicenza accoglie positivamente il progetto che mira a creare nuovi asili nido e materne, ad aiutare i giovani ad acquistare casa e a creare nuove imprese, a effettuare una rivoluzione verde, a dare risorse per la digitalizzazione e la cultura e a rafforzare la sanità. Ma tutto questo deve passare da una sburocratizzazione del paese, altrimenti tutto andrà a rilento e il tempo invece è fondamentale. La semplificazione è la prima parte, bisogna avere la riforma di quello che riguarda la pubblica amministrazione, perché se non c'è questo strumento che agevoli l'opportunità per le imprese e per il mondo del lavoro, ahimè ci fermiamo e non possiamo far fronte a queste opportunità. Ricordo sempre che il 98% delle imprese sono di piccolissima dimensione, dunque bisogna fare le normative e dare le opportunità di crescita, perché sennò altrimenti queste aziende non potranno collocarsi all'interno del mercato europeo. La digitalizzazione è un elemento importante, ma bisogna dare gli strumenti per fare crescere dimensionalmente le nostre imprese. I 1600 anni di Venezia raccontati attraverso i numeri di una storia irripetibile, quella della Serenissima, un viaggio affascinante con lo scrittore e storico Alberto Tosofei. 23.000 il numero di proiettili che piovono sulla città tra luglio e agosto del 1849, alla fine del lungo assedio austro-ungarico. 11.654 il numero delle cortigiane ufficiali, secondo Marin Sanudo, uno dei più celebri cronisti dell'inizio del Cinquecento. Questi sono solo alcuni dei numeri che il noto scrittore veneziano Alberto Tosofei ha scelto per raccontare l'incredibile storia di Venezia in occasione dei suoi 1600 anni. Ho fatto questa scelta di raccontarla attraverso i suoi numeri, il titolo è Venezia in numeri, perché mi sembrava divertente poter ripercorrere le vicende storiche
attraverso delle cifre anche curiose alcune volte. Sono passato anche attraverso non solo le tante storie che vi sono avvenute nel corso dei secoli, ma anche le leggende che li riguardano. Con il libro Venezia in numeri, una storia millenaria, si percorre un insolito viaggio nella storia della Serenissima, che ha molti primati, come descritto nel numero 1. Riguarda tutte le volte in cui Venezia è arrivata per prima. La prima legge che disciplina il lavoro minorile, la prima legge che disciplina il brevetto e quindi la protezione delle idee, il primo lazzaretto, le parole veneziane che sono quarantena, arsenale, ghetto e anche alcune invenzioni come lo specchio nel 1540, prima so che sembra difficile da immaginare ma non esisteva, esistevano solo dei metalli molto lucidati, e l'uso del termometro, che ai noi la temperatura corporea in questi ultimi 2 anni è diventata determinante per appunto capire se una persona è malata. 1611 Santorio, dove? Qui a Venezia. 143 pagine per conoscere Venezia da un punto di vista diverso. Ma attenzione, perché tra i tanti numeri spunta anche una lettera. Starà al lettore scoprire quale. E uno sguardo alla nostra programmazione. Torna Ring questa sera come ogni martedì a partire dalle 21:15. Ospiti di Ferdinando Avarino, Roberto Ciambetti della Lega, Alessandro Luigi Bisato del PD, Silvia Daniele, presidente del Wedding Planner Italia, poi Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia e il giornalista del Corriere del Veneto Marco Bonet. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. In chiusura, come sempre, il nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Mercoledì 28 aprile l'instabilità si attenuerà temporaneamente al nord-est, in attesa però di nuove piogge a partire da giovedì. Diamo allora uno sguardo più approfondito alla situazione. Sul Veneto contesto variabile, il cielo si presenterà come vediamo molto nuvoloso. Solo sui monti al mattino sarà possibile qualche locale schiarita. Precipitazioni generalmente assenti, salvo per possibili locali fenomeni, specie nel pomeriggio, a ridosso dei rilievi. Temperature stazionarie minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente non si escludono ancora degli acquazzoni, sarà via via più asciutto con il passare delle ore. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige. Ampi spazi di sereno in mattinata, poi più nubi ma tendenzialmente senza piogge. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.